È caduto all'interno della cisterna del suo camion mentre stava caricando cereali, una tragedia che si è consumata in un istante. La vittima è un autotrasportatore, Martino Vallarsa, 46 anni, lascia moglie e 3 figli. L'uomo viveva nelle vicinanze a Zimella ed era noto come volontario della Proloco a Veronella, un altro paese a poca distanza. La tua grande generosità e amicizia unita alla tua timidezza non ci abbandoneranno mai, è il messaggio di cordoglio sulla pagina Facebook dell'associazione. Il drammatico infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 10 nell'azienda Berti Group a Pressana, in provincia di Verona, azienda che si occupa di commercio, lavorazione, raccolta e stoccaggio di cereali e granaglie. Immediatamente è stato dato l'allarme, sul posto il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, supportato da 2 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Verona e Legnago. I soccorritori hanno recuperato l'uomo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Il 46enne è morto per i gravi traumi riportati nella caduta. Al lavoro anche i carabinieri e il personale Spisal che stanno indagando per chiarire la dinamica di questa tragedia.